Loreo, comune della provincia di Rovigo, nel Parco Veneto del Delta del Po. È una suggestiva cittadina adatta a un turismo lento ed esperienziale. L'amministrazione comunale ha voluto dare un tocco per valorizzare ulteriormente questo bel comune. Sala gremita per la conferenza stampa al comune di Loreo, che ha presentato 2 grandi appuntamenti di giugno, promossi dall'amministrazione comunale col sostegno della Proloco e delle associazioni locali. Il sindaco Moreno Gasparini, anche presidente del Parco Veneto del Delta del Po, ha sottolineato l'obiettivo di dare slancio alle attività locali, unendo promozione turistica e valorizzazione dei prodotti tipici. Porta senz'altro un beneficio a tutto il territorio. È logico che è incentrato sulla città di Loreo perché l'evento viene fatto qua, però come sarà nel prossimo futuro, nei prossimi giorni, in particolare il 16 di giugno, ma tutta la settimana della festa del pane sarà incentrato proprio sul fatto di mettere in evidenza le eccellenze di un territorio più ampio. Loreo è il protagonista in questa settimana, lo è perché ha una cultura, una storia di 1000 anni, legato a Venezia, legato a tutto quello che è la nostra cultura e tradizione contadina, ma noi cosa facciamo? Portiamo sul tavolo dei nostri ospiti, dei nostri visitatori, quello che è l'eccellenza dell'enogastronomia, dalle ostriche rosa al riso, al miele, ma soprattutto l'abbinamento con i vini dei Colli Euganei, che con noi stanno condividendo un percorso di identità che si chiama Mabunesco, che si chiama Riserve di Biosfera, che si chiama attorno a queste volontà di identificarsi sotto il punto di vista dell'ambiente salubre. Significa anche vendere un prodotto, vendere nel senso proporre al turista un prodotto di qualità, un prodotto salubre di eccellenza. Protagonisti gli eventi terra e mare, incontro tra il Delta del Po e il Parco regionale dei Colli Euganei, con i suoi vini, e la sagra del pane di Loreo, dedicata a un'antica eccellenza da riscoprire. Terra e mare, anticipato da un importante convegno che ha visto la presenza di numerose autorità istituzionali, civili e militari, ha registrato un grande successo di pubblico, impreziosito dalla presenza del noto giornalista televisivo Gioacchino Bonsignore, che ha celebrato le straordinarie produzioni locali presentate da numerosi produttori del territorio. Sì, siamo qui sul Delta del Po, in questa meravigliosa dimora, e per celebrare questo connubio tra Parco regionale dei Colli Euganei e Parco del Delta del Po, un connubio che è fatto di natura, di paesaggio, di biodiversità, ma soprattutto di moltissime ricchezze enogastronomiche, e che si sposano benissimo le ostriche del Delta del Po con i vini dei Colli Euganei, veramente eccezionale. Una etichetta in più che possiamo dire che è quella che adesso stiamo camminando insieme, Parco dei Delta del Po da 10 anni Mabunesco e anche i Colli Euganei con questo riconoscimento, quindi il connubio da mettere sul tavolo ai nostri turisti è soprattutto di eccellenza, ma eccellenza anche riconosciuta a livello internazionale. Presenti a terra e mare il panificio Domeneghetti, che custodisce da generazioni l'arte del pane, con la sua ciabatta a lievitazione naturale e i dolci da forno che parlano di festa e stagioni. Panificio Domeneghetti, dal 57, sono la terza generazione e vediamo come procederà. Pani naturali, sani, con materie prime scelte. Signor Bagigio coltiva bagigi, le nostre arachidi. È un mais speciale che scoppia in popcorn, recuperando varietà dimenticate e dando loro nuova vita. Abbiamo iniziato questa avventura 5 anni fa
coltivando questo prodotto che praticamente il seme è un seme recuperato dal territorio e abbiamo iniziato sta avventura appunto facendo una tostatura del prodotto settimanale. Agriturismo La Fraterna trasforma i suoi prodotti in piatti genuini e racconta il territorio ai bambini attraverso la fattoria didattica, un ponte tra presente e futuro. La nostra è una piccola azienda di retrocoltivatrice, una ventina d'ettari, e abbiamo scelto di iniziare l'attività di agriturismo, ristorazione e pernottamento 25 anni fa, mantenendo le tradizioni del territorio, e abbiamo investito in modo particolare sull'allevamento di suini allo stato semibrado. Tenuta Kazan, una splendida villa veneta del Settecento che oggi accoglie viaggiatori da tutto il mondo, tra atmosfere d'altri tempi, percorsi in bici, a cavallo, degustazioni a chilometri zero e soggiorni immersi nel verde. Sono Maria Adelaide Avanzo e rappresento Tenuta Kazan, che è la nostra azienda di famiglia. Nasce come casino di caccia veneziano nel 1700 e ha avuto solo 3 proprietari, di cui ricordiamo i marchesi Guiccioli e la liaison di Contessa Teresa Gamba con il poeta inglese Lord Byron. Facciamo ospitalità ed equitazione di campagna e accogliamo ospiti di tutto il mondo. Azienda agricola Moretto si distingue per un metodo di lavorazione artigianale che preserva le proprietà del riso e amplia l'offerta con farine, birre e prodotti senza glutine. Abbiamo le risaie a 500 metri dal mare, azienda che produce riso da oltre 35 anni e abbiamo deciso ormai da 8 anni di trasformare quello che è un'eccellenza del nostro territorio in altri prodotti agricoli derivanti sempre dal riso. Quindi abbiamo deciso di provare la birra, di produrre biscotti senza glutine, i risotti pronti, tutti con prodotti delle nostre terre. AgriFree, agricoltura biologica, che ha fatto della valorizzazione dei grani locali a chilometro zero la sua missione, trasformando la materia prima in prodotti di alta qualità. Sono Fregnan Giorgia e sono titolare dell'azienda agricola AgriFree di Portoviro. Un'azienda agricola biologica nel pieno parco del Delta del Po che produce soprattutto grano biologico e lo trasforma successivamente in semola e farine per produrre pasta e prodotti da forno. Azienda agricola Forte, che opera con una visione moderna dell'agricoltura, con la coltivazione di erba medica, disidratata e promotrice del progetto Vision Lab. Agricola Forte, siamo imprenditori agricoli, produciamo e coltiviamo l'erba medica nel Parco Delta del Po dal 1962 e produciamo foraggi e mangimi per tutti gli animali, e negli ultimi anni abbiamo anche realizzato una linea di prodotti per la cura del corpo e la bellezza con le proprietà botaniche dell'erba medica. Claudio Nardini, allevatore artigiano, incarna questa filosofia allevando pecore in pascoli golenali e producendo formaggi da sapore autentico. Noi abbiamo gli allevamenti, produciamo latticini principalmente e poi abbiamo anche un mattatoio, ma diciamo che noi cerchiamo di concludere tutto quanto il cerchio. Questi qua sono una parte dei miei formaggi che noi vendiamo nel nostro spazio aziendale e in qualche attività locale, insomma diciamo che qualcuno è anche qui presente. Giorgio Uccellatori, con la sua azienda Trepò, continua la tradizione risicola con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla qualità certificata. Questa sera abbiamo portato 2 dei nostri prodotti aziendali, il riso del Delta del Po e la birra. Entrambi abbiamo tutta la filiera in azienda, quindi dalla produzione vera e propria agricola,
quindi il riso e poi abbiamo tutta la lavorazione. Associazione Apicoltori Delta del Po, che raggruppa apicoltori locali impegnati nella produzione di mieli unici. Grazie anche al Museo del Miele, l'associazione promuove la cultura e la sensibilità ambientale. Sono Vincenzo Citro, il presidente dell'Associazione Apicoltori del Delta del Po, un'associazione che raggruppa circa 50 apicoltori che fanno parte dei 9 comuni del Parco regionale Veneto del Delta del Po. All'interno ci sono circa 20 aziende apistiche che producono solamente miele che arriva dalle fioriture del Parco del Delta del Po. I gin Caleri, distillato con bacche di ginepro raccolte tra le dune di Porto Caleri, è un prodotto che racconta l'anima autentica di questo paesaggio unico. Il gin si chiama gin perché è un distillato di ginepro. Caleri è la laguna che ci separa da noi ad Albarella e questo è il ginepro che nasce spontaneo in tutta Rosolina Mare. Ecco perché mi è venuta l'idea di farlo, è un inno alla semplicità e soprattutto ai prodotti naturali. Ostrica rosa di Alessio Greguoldo, primo in Italia a introdurre un metodo di allevamento verticale innovativo, capace di coniugare eccellenza e sostenibilità ambientale. Ostrica rosa è un prodotto che ho importato dalla Francia nel 2016, oggi sono 9 anni, è un prodotto che sta avendo un risultato importante non solo a livello nazionale ma anche all'estero. Oggi siamo primi produttori in Italia per qualità e quantità prodotte, usando appunto questa tecnica che ho importato dalla Francia, che va a simulare una marea dove non c'è escursione come all'Atlantico. Attraverso energie rinnovabili, quindi l'impianto è completamente green, attraverso fotovoltaico ed eolico andiamo a simulare una marea dove non c'è escursione. La Consorzio di tutela della cozza di Scardovari DOP, simbolo della qualità del settore dei molluschi, con la sua cozza DOP biologica, apprezzata a livello nazionale e internazionale. Paolo Mancin, presidente del Consorzio delle Cooperative Pescatori dei Polesini di Scardovari, e questa sera presentiamo la cozza DOP di Scardovari, che è l'unico mollusco in Italia a avere questo marchio. È un prodotto di eccellenza, insieme alle vongole veraci biologiche che noi produciamo. La cozza di Scardovari si diversifica dalle altre appunto perché ha la dolcezza delle carni e la pienezza che deve essere almeno il 25% del peso del mollusco.